Acqua ghiacciata per tutti al Columbus di Abano Terme, ovvero la secchiata d'acqua gelata a favore della SLA per raccogliere fondi da destinare alla ricerca a favore della sclerosi. Una sfida lanciata dal sindaco della cittadina termale Luca Claudio e dal primo cittadino di Montegrotto Terme Massimo Bordin, che è stata fatta sua dal direttore degli impianti termali del Columbus, Guido Taglia, allargata a tutti i cittadini per un'intera settimana, con ingresso libero e con un contributo di 10 euro a favore della ricerca. Questa iniziativa nasce ovviamente con un gioco un po' scherzoso, di finalità anche un po' ludico-ricreativa, ma soprattutto per la ricerca, per quello che deve essere fatto principalmente per la SLA. Abbiamo voluto abbracciarla in questo modo, ma soprattutto dare un messaggio che è quello della città di Abano Terme e risponde anche alla beneficenza. La città di Abano Terme ha un grandissimo cuore e lo ha dimostrato anche in questa volta. Facciamo questa iniziativa oggi qui alla piscina Columbus di Abano per un'iniziativa, una sfida che io ho lanciato al sindaco di Abano e al sindaco di Padova, sono state recepite e il sindaco di Abano l'ha rilanciato facendo una manifestazione più allargata a tutti i cittadini e quindi in una piscina dove la gente può venire, anche chi non volesse fare la docciata può offrire il proprio contributo alla SLA. Quindi un momento di divertimento sicuramente, trovarsi per divertimento e in più aiutare a livello sociale chi che ne ha di bisogno, secondo me è una delle cose più belle e più piacevoli. Speriamo anche in altre iniziative, organizzeremo anche per altre malattie. Una sfida estesa a tutti coloro che vogliono contribuire a favore della SLA e che ha visto la partecipazione di numerosi campioni che calano le scene attuali del nuoto, ma non solo, e che portano alto il nome dell'Italia, i quali hanno accettato con grande entusiasmo e soprattutto spinti dalla solidarietà. Moltissimi sono stati coloro che hanno aderito all'iniziativa, come il presidente della Tonazzo Volley, Fabio Cremonese, alla presenza del presidente del CONI regionale Veneto, Gianfranco Bardelle. Certamente è un momento molto importante, d'altronde lo sport, gli impianti sportivi sono sempre a disposizione della solidarietà. Io credo che in un momento anche così difficile lo sportivo non deve dimenticarsi che la ricerca, il benessere fisico della gente può essere anche attraverso lo sport e la ricerca. E quindi io invito tutti gli sportivi a partecipare alla raccolta di fondi per questo importante appuntamento associazionismo che è la SLA, la ricerca di svolgere e di salvare molte vite umane. Una secchiata ghiacciata pro SLA con a seguire un tuffo ristoratore di acqua termale per i muscoli, che proseguirà per un'intera settimana per dare la possibilità a tutti di partecipare all'iniziativa di solidarietà per gettarsi addosso l'acqua gelata. Sport e solidarietà in acqua termale con una secchiata ghiacciata pro SLA agli impianti del Columbus, che rappresentano un simbolo delle terme, con un impianto apprezzato non solo dagli aponensi, ma anche da coloro che hanno voluto dare il proprio contributo. Il ricavato dell'iniziativa andrà a favore della SLA e precisamente all'associazione ASLA di Padova, l'associazione sclerosi laterale amiotrofica.